prova a mettere la palla in mezzo e c'è stato un tocco, c'è calcio di rigore per il Mantova al 6° minuto, un momento decisivo, c'è grande tensione sugli spalti, chiaramente il rigore è arrivato in questo momento della partita, darebbe al Mantova sicuramente la possibilità di affrontare nel modo migliore. Non ne abbiamo mai avuti molti, questo è il terzo della stagione, quindi uno realizzato da Ciccio Graziani a Verona contro la Vecom e uno realizzato proprio da Davide Bersi sotto la curva 3 contro il Castiglione. Tutto è pronto per il calcio di rigore, tutto è pronto, partito, Davide Bersi, 1-0 per il Mantova. Al 6° minuto con Bersi il Mantova va in vantaggio. Pare che 40 società debbano ancora mettersi a posto, quindi non si sa. Ecco, attenzione Stefano Franchi! 2-0! Chiamato, al 12° del secondo tempo Stefano Franchi. Ciccio Graziani, è un sogno, in rovesciata, giù il cappello per Ciccio Graziani, 3-0 per il Mantova. Gianni, sognavamo questo gol e Ciccio cosa ha tirato fuori, cosa ha fatto? E chi gliel'ha servito Spinale con un colpo di tacco, dovete guardarlo stasera nel nostro telegiornale. E adesso l'altoparlante ha dato un annuncio, ha invitato i tifosi a non invadere. 48esimo, fischia alla fine l'arbitro, possiamo staccare sul terreno di gioco ed ecco che arrivano anche i giocatori della panchina, hanno già le maglie celebrative, forse le vedete, e quando Nicola sarà pronto io già lo vedo. Vediamo, va da Archimede Graffiani subito. Un grande giorno, finalmente è arrivata, l'aveva detto, 17 di aprile, il Mantova ce l'ha fatto nel modo migliore. Sì, grazie a tutti questi tifosi, tutti a voi, grazie a tutto. Un colpo d'occhio bellissimo. Favoloso. Lei cosa ne pensa? Aveva iniziato, forse non aveva pensato 1 anno e mezzo fa di finire al Mantova, poi è successo quello che è successo, è finito qua, una bella avventura, il suo nome rimane nella storia dei biancorossi. Sì, una grande avventura, grazie a voi. Fatemi festeggiare con i miei ragazzi.